Bentornati in un nuovo episodio di Neurobalance Podcast, è un podcast che invita le persone a trovare soluzioni per dolori persistenti, diffusi, ansie o sintomi, in ogni caso persistenti. Oggi ho l'onore e il piacere veramente di parlare, fare una chiacchierata con Francesco Mariotti. Ciao Francesco. Ciao Alessio. Perché è qua? Alla fine è nato tutto così, ve lo dico prima di iniziare. Un mio follower su Instagram mi scrive, che mi seguiva molto su YouTube, e mi dice: Devi leggere questo libro di Francesco Mariotti, perché questo libro mi ha aiutato tantissimo a questa persona e secondo me è inerente, cioè è molto simile al tuo approccio. E siccome io non leggo mai o quasi mai libri in italiano, Francesco, non so se insomma non te l'avevo detto, ma leggo quasi tutto in inglese. Non so perché, semplicemente penso che sia più aggiornato il libro in inglese, non so, è un bias mio. Ho letto il libro, che è questo qua, Francesco Mariotti, Il viaggiatore della vita, o male, qui tutto bene, che appunto ne parleremo in questo video. E ho detto no, devo invitarlo, devo invitare Francesco perché le persone che mi seguono prenderanno sicuramente non solo di esempio, ma anche di ispirazione, ok? Ispirazione e esempio, ma tutto quello che c'è scritto qua dentro, non possiamo andare su tutto quello che c'è scritto, ma molti punti li andremo a prendere e facciamo una chiacchierata adesso, Francesco, con te e vediamo insomma di arrivare al risultato. E secondo te, Francesco, prima di iniziare, qual è la missione di questo libro? Così che le persone che sentono questa nostra chiacchierata arrivano fino alla fine, perché dovrebbero rimanere qua. Beh, Inizierei innanzitutto, così. innanzitutto perché ci sarà da ascoltare delle belle parole e insomma, ascoltare una chiacchierata tra me e te, io penso che possa essere interessante. Perlomeno io sono eccitato per questo podcast e quindi io consiglierei vivamente di ascoltare perché verranno fuori delle cose, magari anche sotto un'altra prospettiva e il mio cambio di paradigma e quella che è la mia storia potrebbe essere anche eventualmente di ispirazione. E poi comunque quando ci sono questi incontri come quello tra me e te, sono sempre cose secondo me molto interessanti e potrebbero essere interessanti anche per chi ci guarda e per chi ci ascolta. Mi collego un attimo alla tua domanda dicendo anche grazie a te, Alessio, per questo invito, perché è bello incontrare dei professionisti che la pensano in questo modo ed è bello incontrare dei giovani professionisti, dei giovani terapisti che portano avanti queste cose. Tu mi hai chiesto qual è la mia missione. In particolare, quando scrivevo questo libro, la mia missione era quella di dare e di lasciare tutto quello che avevo vissuto a chi veniva dopo di me, Bene. senza voler insegnare niente a nessuno, visto che insomma la penna per me è un ottimo strumento, è nato poi il viaggiatore della vita. È scritto molto bene, piacere Francesco. Vado dietro a leggere qualcosa dal libro, dietro, così che le persone capiscono di che cosa si tratta nel dettaglio. Magari l'hanno vista anche già dal titolo, ma vediamo cosa c'è scritto nel retro. Un viaggiatore del mondo lo ero da molti anni, ma un viaggiatore della vita dovevo ancora diventarlo. Questo è un libro su un viaggio di guarigione attraverso il dolore cronico. Una storia vera e straordinaria in cui la malattia diviene opportunità. Un libro ironico, commovente e coinvolgente. Francesco Mariotti nasce a Forlì nel 76 e fin da piccolo è appassionato di viaggi, natura, musica, scrittura, arte e sport. È laureato in scienze internazionali all'Università di Bologna, imprenditore innovativo nel settore elettromedicale, esplora il mondo per lavoro e avventure zaino in spalla, finché un giorno la sua vita subisce un brusco arresto. Colpito da patologie sulla carta incurabili, approfondisce la cura di sé a 360 gradi, intraprendendo un incredibile viaggio di vita verso la guarigione. Adesso mi collego a quello che c'è in una delle ultime frasi
sulle patologie sulla carta incurabili. Prima di iniziare questo podcast, dovete sapere, chi ci ascolta, che ho chiesto a Francesco se la parola benedetta fibromialgia potesse essere qualcosa che andasse a descrivere inizialmente la nostra conversazione o la sua problematica che aveva. E le persone che mi ascoltano e mi conoscono da tanto tempo sanno che anche io non ho voglia, o insomma, non ho voglia, ma non mi piace proprio quella parola perché è un'etichetta. E questa patologia però è scritta su letterature scientifiche, su diagnosi mediche. E come la vedi tu, Francesco? Farei parlare a te su questa cosa per poi introdurre su quello che c'è stato nel percorso del viaggio. Ma è un'etichetta, appunto. E io nel libro non so quante volte scrivo questa parola, forse una o due, non mi ricordo, ma è stato forse anche un po' forzato perché fosse stato, insomma, dipendente solo da quello che passava dal mio cuore, dalla mia anima, quella parola non ci sarebbe mai stata. È ovvio che è importante affinché poi dopo persone possano arrivare a questo messaggio, quindi è importante citare, insomma, fibromialgia, però sappiamo bene che ogni malattia, ogni patologia è semplicemente un nome, no? E basti pensare, mi viene da dire che ci sono persone, e tutti quanti noi siamo diversi uno dall'altro, siamo tutti unici e irripetibili. Ci sono persone che soffrono di patologie completamente diverse una dall'altra. Prendi due persone, soffrono di due malattie completamente diverse, sintomi completamente diversi e queste due persone, guarda caso, per guarire o per stare bene, fanno esattamente le stesse cose, seguono esattamente lo stesso percorso, prendono esattamente gli stessi fitoterapici e ripuliscono il proprio corpo allo stesso modo e ripuliscono i propri pensieri allo stesso modo, fanno lo stesso tipo di attività fisica, eppure soffrivano di due patologie completamente diverse, avevano sintomi completamente diversi. Allo stesso modo si può dire invece che magari soffrono della stessa patologia, hanno gli stessi identici sintomi, per guarire devono fare cose completamente diverse. E quindi questo che cosa ci fa capire subito? Che se si va a mettere il focus sul sintomo, probabilmente si mette una toppa, probabilmente riuscirà a stare un pochino meglio, probabilmente si inizierà a gestire un dolore, ma non si va a risolvere quelle che sono le cause, no, che hanno scatenato il tutto. Ci E sono voluti quindi 8 anni. ci sono voluti, sì, 8 anni e ti dico, nel momento in cui capisci un pochino il tutto, poi dopo la roba è tutta molto più veloce. E io, confrontandomi ancora con tanti fibromialgici ed ex fibromialgici e comunque persone con patologie dell'ambito reumatologico, insomma, di vario tipo, con dolore cronico, mi viene da dire che, insomma, il mio percorso è stato anche molto veloce. Cioè, ci sono tante persone che o sono lì da tutta la vita, ma persone anche che stanno bene. Tra le persone che stanno bene, ormai veramente ne ho tanti di contatti, e questa è una cosa molto bella, perché poi la connessione è sempre molto importante, no? E almeno in genere sono 10, 15 Sì, anni, cioè sono tanti sono anni, molti. quindi mi viene da dire, sai, Per sono questo, contento anche di questo. per questo viene chiamata la patologia incurabile, come hai scritto tu, perché in realtà di tutte le soluzioni che ci sono, poche sono quelle che funzionano. Infatti qua, questa chiacchierata, vorrei fare arrivare, diciamo, l'aspetto emotivo, psicologico come il centro, come la connessione mind-body, no? È il centro di tutto ciò. E quello che mi è piaciuto molto in questo libro è che non ci sono stratagemmi. Fatti questo esercizio di questi 15 minuti, ho fatti, non so, la meditazione con la visualizzazione dell'acqua che scende dalla montagna, che ti arriva. Insomma, non ci sono
segreti in questo libro, ma c'è più un approccio, un qualcosa di molto più potente, no? Di tutto quello che magari le persone pensano sia giusto fare. È la cosa, forse, questa è non solo la cosa più semplice, insomma, da capire, ma la più difficile da mettere in pratica, perché altrimenti non avremo 1 su 5 persone in Italia che soffrono di dolori persistenti. 1 su 5, non so se tu lo sai, Francesco, è una grandissima, cioè, percentuale enorme, no? Che noi possiamo mettere dolori persistenti diffusi. All'interno c'è la fibromialgia, ma ci potrebbe essere la cervicalgia, il mal di schiena. Io dico sempre la fibromialgia, magari è la queen, la regina del dolore persistente, semplicemente perché è lì a tutti, quasi all'interno, no? Togliamo l'etichetta, adesso non ne parleremo più di questa parola da qua alla fine della nostra conversazione. Magari dammi un po' di com'è successo che tu hai avuto questa speranza, perché all'inizio, se vado a vedere una delle prime frasi che hai scritto, anzi a metà libro, la diagnosi venne da poco confermata da un secondo medico, eppure scelse di non credere nemmeno per un istante a vari cronica incurabile e degenerativa che venivano associati alla mia condizione. C'erano troppe cose che non mi tornavano e fu proprio questa la mia salvezza. E da dove è arrivata questa speranza, Francesco? Cioè, tu avevi questa speranza già dall'inizio fortissima che questa cosa non era incurabile. Cioè, come sei arrivato a questo? Me lo Subito. Alessio, semplicemente me lo sentivo. Era un intuito. E sì, io mi sentivo che stavo attraversando un grandissimo casino, che il mio corpo non lo riconoscevo più, che ero pieno di dolori, che quella non era vita, che poteva capitare a un altro, ma è capitata a me e quindi non mi sono fatto tante domande e mi sentivo che in qualche modo ce l'avrei fatta, sarei guarito, non avevo la più pallida idea di come ce l'avrei fatta. Tante volte poi dopo sono anche crollato perché per anni stare in un dolore del genere, passando anche dei periodi molto brutti, è veramente debilitante il tutto, ma in qualche modo la speranza non mi è mai passata. Tu prima dicevi, ho letto questo libro e tante belle cose che mi hai detto e ti ringrazio. E perché in genere leggo in inglese e anch'io, specialmente in quel periodo, guarda caso, leggevo molto in inglese, no? E quindi ho iniziato ad approfondire e studiare tantissimo. E tra l'altro anche molto la tua materia, se così vogliamo dire, o comunque la posturologia. Ho letto tanti libri americani sulla posturologia e con un approccio però a 360 gradi, cioè non sei storto, allora sai, hai lo psoas, allora no, lo sternocleido, no, Sì, no, cioè andando proprio alle emozioni, no? E che la quindi, postura era insomma una conseguenza della parte emotiva, ovvio, ovvio, ok? è così Che qui la maggior parte pensa al contrario, cioè che la postura è la prima problematica e poi poi tutto il resto si va ad aggiustare. Lo so e che cosa vuoi dire? Io quando sento queste cose mi faccio i fatti miei Sì, e auguro veramente che tutte le persone del mondo stiano bene. Tutto qua, perché poi ognuno ha la sua strada e quindi ci sono tante persone, magari ad esempio stanno dentro degli schemi mentali super tossici eppure campano 100 anni e quindi va bene così. Cosa vuoi dire? no, certo, no, no, E va ben così. c'è chi ha la sensibilità per fare certe cose e in qualche modo poi diventa anche una tua missione, che è una scelta, perché come è una scelta rimanere all'interno del dolore, della malattia, è una scelta anche uscirne. Io so che queste frasi possono far parecchio male e quando le ho sentite io per la prima volta, non dire dette da qualcuno, perché sfortunatamente io queste frasi non le ho mai sentite dire da qualcuno, ma le ho sentite dentro di me, sono stato veramente molto male. Che il dolore è una scelta. Sì, sono stato veramente molto male. Poi ho incontrato lungo la strada persone che me l'hanno detto e ringrazio di averle incontrate. E Questo però l'hai capito molto dopo, immagino.
E sì, perché comunque, sai, quando stai malissimo, in qualche modo la tua mente ti riempie di scuse, no? Però c'era sempre quel qualcosa che mi faceva sentire che ce l'avrei fatta e quella voglia di vivere, soprattutto, voglia di riprendere la mia vita, voglia di dare qualcosa ancora a questo mondo e ai miei cari e ai miei amici e poi sentivo che c'era in qualche modo una chiamata e questa chiamata mi diceva di stravolgere la mia vita e così ho fatto sebbene io prima di questa roba qua probabilmente non pensavo nemmeno di essere un tipo così forte, assolutamente. Pensavo di essere, magari non lo facevo vedere, perché sono sempre stato molto energico, molto attivo, viaggiatore, sportivo, imprenditore, ma in realtà dentro di me mi sentivo fragile, cosa che adesso non lo sento più, sebbene insomma ci siano acciacchi, ci sia l'età che avanza e tutto, perché comunque io sono stato male nel 2015, male avvisaglie l'avevo avuto anche negli anni prima, però da fermarmi del tutto nel 2015 che avevo già 37-38 anni e quindi a distanza, sì, nel 2014, poi nel 2015 mi sono proprio fermato, quindi a distanza di 10-11 anni è ovvio che non posso neanche confrontarmi al me stesso di quell'età, perché comunque a livello fisico a quell'età si è diversi, no? Però Cioè, a livello spirituale, mentale, la forza è ben superiore adesso. cosa ti ha fatto trasformare in tutto ciò? Cioè, il dolore è stato un iniettore di trasformazione, mettiamola così, o diciamo, una cosa che ti ha fatto cambiare, o nel mentre che tu stavi sentendo dolore? Prova a spiegarmi un attimo perché il dolore è una scelta, secondo te. Nonostante questa cosa può essere molto complicata da spiegare magari a un pubblico che in questo momento sta soffrendo molto, non solo da dolore, ma anche da sintomi come scombussolamento, cioè giramento di testa, vertigini, insomma anche cose non dolorose, perché i sintomi possono anche non essere dolorosi, possono anche essere di questo tipo, no? Che però debilitano. Il dolore poi arriva emotivo. E secondo te, perché c'è una scelta in questo? Ma prima bisognerebbe di dire tante cose, perché arrivarci così in maniera diretta e anche nel libro non lo dico mai in maniera diretta. No, infatti, dobbiamo fare una E premessa. sì, una premessa e poi comunque questa cosa qui magari ne parliamo solo io e te perché davanti a un pubblico si rischia di accendere delle cose che magari non è proprio il momento. Ok. E io credo molto nella gradualità, altrimenti da queste cose si guarirebbe per dire, non so, in pochi mesi, invece no, ci vuole tanto tempo perché prima bisogna capire tutto. E Apprezzo quello l'onestà. e, e come dico nel libro, la cosa riguardante al dolore che ho capito prima di tutto, poi non subito l'ho capita, comunque sono voluti degli anni anche per capire quello, è di porgere l'altra guancia al dolore. Infatti c'è un capitolo che proprio l'ho intitolato Porgi l'altra guancia, e citando anche Bud Spencer e Terence Hill, perché avrei potuto citare anche il Vangelo, ma sarebbe stato troppo facile. E quindi porgere l'altra guancia al dolore e ascoltare che cosa è venuto a dirti. Ma questo qui proprio fa parte, di un'ottica, di una prospettiva di vita più sana in generale, perché in realtà sappiamo che tutto quello che accade in questa vita in qualche modo è funzionale e propedeutico per quella che è la nostra esistenza, no? E le cose nella vita non accadono a caso. Anche questa cosa qui, questa cosa qui probabilmente avviene molto prima. Se tu incominci a pensare che tutto quello che accade per un motivo, anche il dolore, figuriamoci un po', cioè il tuo corpo che fa tutto sto casino, tutte ste robe, cioè ci sarà pure un motivo. E quindi è stato
pochino questo, ma ci si arriva appunto con un po' di gradualità, perché specialmente quando stai malissimo, dire oh che culo, è capitato qualcosa di propedeutico alla mia evoluzione, anche no. E Infatti anzi, se sentivo dire uno che me lo diceva in quel momento, probabilmente gli avrei dato fuoco o gli avrei dato un pugno in faccia. questo è il motivo della premessa, del non Questo è il stare motivo subito al... della premessa, quindi io ho anche piacere che la gente mi voglia bene nel limite del possibile e che non faccia violenza su di me e proprio per questo, con amore, ho scritto questo libro in cui non c'è mai un impatto forte e l'ho fatto anche per me. Insomma, il libro ha una gradualità e poi ho cercato, insomma, di aiutarmi con quelle un po' che sono le mie doti di scrittore per arrivare a fare questa cosa qui. E collegandomi a quello che dicevo prima, che poi è un aspetto fondamentale, che è quello delle emozioni. Anche le emozioni sono delle cose che ci capitano e sono sempre funzionali, no? A quella che è la nostra evoluzione, che è quella che è la nostra crescita e non esistono emozioni positive, non esistono emozioni negative, esistono solo emozioni che noi abbiamo la possibilità di capire, sfruttare, attraversare e poi agire, crescere. Come sei arrivato, secondo te, ad avere queste problematiche diffuse nel corpo, collegandoci alle emozioni? Beh, innanzitutto c'erano tante emozioni represse da parte mia e sappiamo bene che le emozioni represse sono deleterie e specie se sono robe che radicate da tanto tempo e quindi sono da buttare fuori le emozioni in qualche modo. E poi c'erano delle ferite emotive che erano da curare. Come dicevo prima, tutti quanti noi abbiamo ferite emotive. E c'è chi ha bisogno, perché ha una sensibilità, di attraversarle, curarle, diciamo, durante questa esistenza terrena. C'è chi invece se ne può bellamente fregare di questa roba qui perché magari sta bene, no? È chiaro che queste due situazioni sono situazioni con persone con caratteristiche di consapevolezza molto, molto diverse una dall'altra. Ti andrebbe di dire quali erano state, diciamo, nel tuo caso, queste ferite emotive, così che magari una persona dice dall'altra parte, ma se tutti abbiamo ferite emotive, allora tutti dovremmo avere poi dei dolori, no? Persistenti. Come hai detto prima all'inizio, dipende veramente da ogni persona, non è quello che succede, ma come reagisci alle cose che fa la differenza. E la reazione, mi hai detto prima che erano emozioni represse, quindi la reazione in questo caso era del reprimere qualcosa che all'interno c'era, ma non voleva essere visto. E nel tuo caso cos'è che non volevi vedere? Beh, allora, innanzitutto mi viene da dire una roba che quando si parla di feriti emotivi, di traumi, perché ci sono sempre dei traumi dietro, Mhm. e da quello che ho visto io, molte volte non sono mai traumi eclatanti, cioè traumi grossi, se no sarebbe facile. Facile, capito? Magari dietro c'è sempre la famiglia di origine, però sarebbe facile. Quindi io non vorrei andare nello specifico, non vorrei spoilerare più di tanto, Ok? e anche perché se poi dico certe cose posso anche depistare. Mhm. E è chiaro che è importante raccontare la propria storia e vado, diciamo, nello specifico nel libro su tanti aspetti, no? Ma ho scritto anche in modo che il lettore si possa immedesimare e quindi attraverso la mia cura possa trovare anche la sua. E tantissimi lettori mi hanno scritto e mi stanno ancora scrivendo dicendo proprio che sembrava quasi che io scrivessi della sua storia ed è una cosa incredibile, io questo non me l'aspettavo. E appunto perché tutti abbiamo delle ferite emotive, tutti abbiamo dei traumi emotivi e il modo di trasmettere che ho scelto è proprio quello di raccontare la mia storia come
una persona qualsiasi, infatti io sono una persona qualsiasi, in cui tu lettore ti puoi immedesimare. E, e poi c'è da dire un'altra roba, e dietro queste ferite ci sono sempre delle credenze. Poi non stiamo aprendo un sacco di finestre, di porte, di argomenti, di temi. La credenza è importante parlarne. La Però è credenza fondamentale. che crea anche poi una tua identità, no? Tu sei Esatto. quelle cose, credo a quelle cose e quindi sono questa cosa. Fammi un Esatto. esempio sulla credenza che in questo caso magari ti stava limitando, anche secondo me, leggendo il libro, le tue credenze erano già molto diverse rispetto a molti dei miei pazienti o clienti. Non mi piace parlare anche più di pazienti, ma di clienti perché anche secondo me lì potrei farti un'altra domanda sulla malattia, sulla parola malattia, ma non voglio, stiamo ordinati sulla credenza, cioè qual è secondo te la tua credenza che ti stava limitando? Allora, Magari non solo una. sì, no, tantissime ci sono ancora, cioè, anche perché, diciamolo chiaramente, il lavoro una volta che lo inizi non lo finisci più, eh. Cioè, quelli che pensano che si inizia quella... No, cioè, diciamolo chiaro, io non ne conosco, se tu ne conosci dimmelo, No, io leggo, continuo a leggere, continuo a informarmi, continuo anche a farmi gli affari miei, continuo a incontrare persone, tutto, ma di gente che ha aperto quella porta, poi a un certo punto ha deciso di richiuderla, secondo me non c'è nel mondo. Siamo 8 miliardi, vorrei chiederlo a tutti se è possibile, ma secondo me non c'è. no, assolutamente, neanche se sei un monaco buddista. No, esatto. Anche il più evoluto dei monaci buddisti, secondo me, ha le sue credenze, ha i suoi lavori con cui va avanti. Poi che il fatto che si tramuti o non tramuti in malattia, come abbiamo detto, quello è un altro discorso. E bisogna, perché queste cose secondo me bisogna dirle, perché poi uno dice, ma come mai io sto male che penso positivo? Già questa roba qua. Sono sportivo, Sono sportivo e poi cos'è che dicono ancora? Un'altra roba. E- mangio bene, Mangio bene, esatto, tutte queste cose qui, eppure perché ancora sto male? Mi depuro, uso i prodotti giusti e non è così che funziona, ragazzi. Non è così che funziona. Non è così. Siamo esseri molto complessi, fantastici, meravigliosi, ma innanzitutto siamo delle anime e quindi il lavoro da fare appunto sulle credenze, secondo me, è anche molto spirituale. esatto, E quindi tu mi hai chiesto quali credenze, bah, innanzitutto una credenza che per dire qualcosa che sanno un pochino tutti è il fare delle cose perché in qualche modo credi che tu devi accontentare gli altri. E specialmente nei confronti magari dei genitori, della famiglia. people pleasing. Esatto. E quelle per dire, io avevo architettato anche dei piccoli strumenti da utilizzare in cui prendevo in giro un po' le mie credenze Mi ha limitanti. fatto molto ridere La storia della vecchietta, quella della è vecchietta. Sì, esatto. mi ero travestito da vecchietta per prendere in giro un po' quella che era la mia credenza limitante, che mi vedevo già vecchio, decrepito, perché, e in più dovevo compiacere i miei genitori. E niente, quello è un lavoro veramente da certosino e io sono anche molto grato ai professionisti che ho incontrato, Sì, molto, perché non l'hai fatto da solo questo percorso. no, no, io sono Bene, dire. stato affiancato da una splendida coach che si chiama Vittoria, che lei è esperta, diciamo, in fibromialgia, in dolori cronici, queste cose, però ultimamente ha anche allargato il suo campo d'azione perché, come dicevamo prima, alla fine queste cose qui, cioè, Volevo anche intervistarla, ho pensato, prima inizio da Francesco, poi magari vado, può essere perché non un'occasione. c'è competizione. Chi lo fa veramente col cuore non lo fa come Bravo, non c'è competizione, non deve esiste. essere così, secondo me. Deve Se essere. uno poi pensa alla competizione, ci stiamo uno su 5 persone in Italia, cioè non può mai finire questa cosa. Almeno finirà, lo spero, però non è che prendiamoci il mercato, questo, perché molti dottori probabilmente ancora fanno così, dal punto di vista. Andiamo dai numeri, andiamo dai Il numeri. business è un grosso problema e come abbiamo visto anche nel mondo olistico
è un problema importante. E poi niente, come dicevi tu, appunto, a parte che insomma avete formazioni diverse, uno ti può seguire per una cosa meglio, uno per un'altra cosa. Sì. E sono stato seguito anche da un medico con cui ho fatto molta depurazione e anche lui con un approccio alla vita, un approccio mentale completamente in linea con quello che volevo io. E un medico che mi segue tuttora se ho bisogno, insomma, e c'è sempre qualche cosa, insomma, a cui chiedere a queste persone. E quindi i professionisti per me sono importanti. Essere affiancati è fondamentale. E per chiudere un po' questo discorso, mi viene da dire che anche lì, ricollegandoci al fatto, insomma, un po' spirituale, tutto quello che ti serve ti arriva al momento giusto. E anche il professionista, c'è un detto buddista che dice il maestro giunge quando l'allievo è pronto. E tu eri pronto in quel momento Io ero pronto a, solo in quel a- momento. a vedere, insomma, ad avere questa persona che ti seguiva. Perché tu dal libro ho visto che comunque ne avevi viste diverse di professionisti, Chiaro? tra cui uno di questi che mi ha fatto molto ridere era il professore Sboronetti, che ovviamente non è questo il cognome. No, Però io ho questa stessa rabbia. La rabbia, se vogliamo, è un'emozione, tra virgolette, negativa, anche se non sappiamo che non ci sono emozioni negative e positive, ma il mio lavoro è il modo di trasmutare quella rabbia in azione, perché io sarei altrimenti sempre arrabbiato con una delle parti della medicina convenzionale. Il professor Sboronetti è quel primo nella lista, il classico dottore primo nella lista che pensa di sapere tutto, però in realtà non aiuta, quindi dobbiamo vedere i risultati, no? Ci sono invece molte altre persone che non sono neanche laureate in medicina che possono aiutare. Tu, Francesco, stai aiutando molto di più di un medico, in questo caso, come questo dottor Sboronetti, quindi tu sei stato aiutato da professionisti che anche non erano PhD o dottori o no? Questo è importante dirlo perché molte persone dicono: ma tu sei dottore, puoi dirmi una cosa del genere. Cosa c'entra? No? Non c'entra assolutamente niente. Questo è il motivo per cui non metto nessun camice, come magari molti altri fisioterapisti o dottori fanno online. Vabbè, senza dire, riportiamoci su di te. no, no, cioè, vabbè, io dico sempre quando mi chiedono dei consigli, io non sono nessuno per dar consigli, perché Perché la tua esperienza. non ne do, e non ne Esatto. do, e mi contattano veramente tante persone, ormai sono centinaia e centinaia di persone che mi hanno contattato, non avrei mai immaginato, ma anche confrontandomi con altri autori mi hanno detto, ma è pazzesca sta cosa, perché sono veramente tanti i messaggi che mi arrivano però non do consigli, non do consigli, a meno che proprio non sia qualcuno che conosco molto bene e riveda certe cose, allora magari ci può essere il prodotto, la cosa, ma ognuno Bel ha, rischio di dire prova questo, secondo te? scusami, il rischio. Sì, esatto, quale sarebbe il rischio? Di Il rischio. dire ti do questo consiglio. Ma innanzitutto io chi sono per dare consigli? Cioè, sono semplicemente una persona che ha fatto la sua strada e sta continuando a farla, no? E ho ottenuto dei risultati strabilianti probabilmente, ma è lo stesso, cioè, la mia storia è diversa, la mia cosa è diversa Poi è chiaro che ci sono certe cose che vanno bene un po' a tutti Mhm. e quelle magari gli puoi dire qualcosa, però voglio conoscere bene la persona se mi voglio permettere di dire qualcosa, anche perché poi alla fine, come abbiamo visto, un po' in tutti i casi la fetta grossa è sempre quell'altra, non è mai i prodotti che assumi e insomma e tutto il resto. Sì, la parte più emotiva, spirituale anche. Esatto. Mi capita molto spesso di avere persone che questo aspetto spirituale non è sviluppato come altri, anche se in realtà è sempre secondo me dormiente in ogni persona. Siamo anime, giusto? Quindi c'è all'interno. Però ultimamente sto cercando di parlarne di più sull'aspetto spirituale e addirittura secondo me ancora, cioè è fondamentale, quasi, secondo me. Deve esserci, perché se tu vuoi star bene, non vuoi star bene solo perché vuoi abbassare il dolore, ma perché c'è una sorta di trasformazione, cioè sei qui per per un motivo. Sì.
E questo quanto ti ha dato forza rispetto alla parte più classica emotiva, no? Perché potrei anche andare dallo psicologo, no? Magari e dire ok, però lo psicologo non mi... Questa è tra l'altro una di queste altre credenze. Che sono andato già dallo psicologo, eppure non riesco a guarire. Quanto è Guardi, stata importante per te la parte gli spirituale? psicologi, mi viene da dire, sono diversi uno dall'altro, no? E c'è chi guarda i protocolli, c'è chi invece sta ben attento alle cose. Uno. Due, i professionisti che mi hanno affiancato, specialmente nell'ultima parte, coach, il medico e la massoterapista, erano persone che c'erano passate o stavano passando attraverso quella roba lì, ok? Loro stessi. Loro stessi, cioè ad esempio la coach che mi ha affiancato, lei ha sofferto per 30 anni di fibromialgia, Mhm. capito? E Fa differenza. è chiaro, perché infatti anche quando ti ho conosciuto e ci siamo incontrati online, diciamo, e tu mi hai spiegato che hai sofferto di dolore cronico, e poi ho ascoltato quello che dicevi, come sviluppavi certi argomenti, ho capito. E quello fa la differenza perché chi c'è passato, chi ha fatto quel viaggio lì, come lo chiamo io, ha visto delle cose e ha sentito delle cose che gli altri esseri umani non possono aver visto e sentito. Ma questo non vuol dire che uno è migliore dell'altro, eh. Cioè, assolutamente no. Però è oggettivo. Certo. Nel frattempo mi sono dimenticato la domanda ultima che mi stavi facendo, però No, la domanda era quanto era importante l'aspetto spirituale in percentuale rispetto a quello emotivo. È una domanda un po' magari strana, no? no, Forse no, anche retorica, no, però è importante magari che capiamo anche nel tuo, sei un esempio per me, di dire ok, abbiamo una problematica di questo genere, abbiamo provato già la parte superficiale del corpo, meccanica, non funziona, sono andato dallo psicologo, vero che sono tutti diversi, non sono tutti uguali, non mi ha aiutato. Le credenze le abbiamo già capite, ci sono delle cose che ora ho capito grazie a questo libro, che le emozioni represse sono qualcosa, ok? Però magari ancora la persona sente dolore, o meglio, non sente dolore, soffre da quel dolore. esatto, esatto. E come scrivo in maniera molto chiara, io ho curato il mio corpo su tutti i piani, come hai appena detto tu, perché da quello che ho capito, anche insomma col confronto con altri, e studiando, approfondendo, vedendo tanti casi, chi è riuscito a ottenere risultati, insomma, di questo tipo ha sempre lavorato a 360 gradi su tutti i piani, quindi quello fisico e ognuno ha le sue problematiche, perché poi tutto quello che succede lascia degli strascichi, ragazzi, cioè bisogna poi anche a livello sia muscoloscheletrico, ma anche a livello di depurazione bisogna lavorare bene. A livello insomma mentale, psicologico, anche lì c'è da lavorare tanto, aiutarsi con la mente, perché la mente ti può affossare come aiutare. E poi tantissimi strumenti e la spiritualità arriva di conseguenza, arriva sia di conseguenza, ma è anche alla base, nel senso che alla base io ho avuto volevo tirarmi fuori da quel casino e quindi avevo fede, perché avevo fede. E quando pregavo, visualizzavo, meditavo e c'era comunque una luce più grande che io vedevo. Anche nel buio vedevo quella luce lì. E quindi c'era fede, c'era fede e la cosa che chiedevo era sempre quella di continuare a aver fede, perché se mi andava via quella avevo perso tutto. E fede e la salute poi in qualche modo me la sarei guadagnata, no? Se era quello la cosa giusta per me. E quindi la spiritualità è appunto, come abbiamo detto, fondamentale, un po' è la base, un po' arriva alla fine, perché alla fine la mia spiritualità si capisce che nel libro è abbastanza forte, seppur io l'abbia messa sempre sul ridere, molto ironica, ma Sì. c'è. Ed è una spiritualità molto aperta, molto molto aperta, ma c'è e la continuo a coltivare.
una spiritualità laica, direi. Cioè, ovviamente, oggi nel 2025 spero che le persone non vadano a collegare spiritualità a religione, può essere, Sì, sì, ma sì. quello che ho letto dal libro è che non c'è cristianesimo piuttosto che buddismo, alla fine qui parliamo della stessa cosa, anche di un'etichetta, no? Sì, io sono rimasto anche qui molto, molto, Mm. molto aperto. Insomma, io sono Ok, cattolico, mm, ma sono molto aperto, insomma, in questo. Ed è, penso, sempre una cosa bella perché quando conosco anche culture diverse, insomma, noi che abbiamo viaggiato, che viaggiamo, lo sappiamo, è sempre bello anche un sì. confronto molto libero, molto libero. Non voglio prenderti troppo tempo, Francesco. Hai ancora qualche minuto? Sì. Ok, sulla parte spirituale penso che sia importante andare un po' dentro questo. Molte persone quando soffrono di dolori persistenti da anni si isolano molto, ma di conseguenza perché non riescono a fare le cose. E io dico spesso che la persona non è mai sola, c'è sempre qualcuno che l'aiuta, ma non sto parlando, perché prima abbiamo parlato di terapisti, di professionisti, di amici, di parenti, ma io, per dire, quando sono in difficoltà, chiedo sempre un aiuto, ma non lo chiedo quasi mai alle persone che mi circondano, ma a qualcosa di più alto, no? Per me quello è che io non mi sento mai da solo in quel caso. Tu hai detto prima che c'era questa connessione, no? C'è sempre qualcosa di più o comunque di spirituale che ti puoi collegare. Tu la vedi come un qualcosa che deve essere praticato, cioè tu la stai ancora praticando questa cosa anche quando le cose vanno bene, oppure noti che è un qualcosa che è una domanda molto personale, ma che la fai solo magari quando hai bisogno. No, è ogni istante della mia vita. In ogni istante della mia vita c'è e la vedo guardando, che ne so, una farfalla che vola o un albero o io sono molto legato e devoto a San Francesco, non so se si capisce, e quindi la sua figura mi appassiona molto e anche lui lo vedo sempre come una persona molto trasversale, San Francesco, no? Mm. Non con una religione ben precisa, non so perché. E poi dalla tua domanda mi viene da dire che la gratitudine è una pratica che forse è l'unica pratica che continuo a fare più volte al giorno e non mollo mai. Per dire la visualizzazione o la meditazione sono cose che a seconda del momento vado a riprendere, la respirazione pure, ma la pratica della gratitudine è qualcosa di fondamentale che io faccio proprio fisso, quella tipo un robottino, quella è l'unica cosa dove sono veramente un robottino. Mm. Appena Fai... sveglio, Esatto, appena svegli. appena sveglio e prima di coricarmi, Ok. e prima di coricarmi lo faccio la pratica della gratitudine dopo aver fatto insomma delle altre pratiche a seconda di quello che ho bisogno e appena sveglio dopo faccio delle altre pratiche prima di colazione. E questa è una cosa, secondo me, importantissima, essere grati di quello che si ha, quindi mettere il focus su quello che si ha, non su quello che non si ha, anche perché sappiamo bene che se noi ci focalizziamo sulle cose che non funzionano, poi alla fine quelle robe lì si trasformano in realtà, no? Cioè tutto Sì. quello che noi immaginiamo, alla fine noi lo creiamo. Assolutamente, e qui non è più solo, cioè ci sono studi che lo attestano su Bravissimo. mindset, motivazione, sull'abbassamento del sistema immunitario o innalzamento del sistema immunitario. Cioè, non possiamo semplicemente adesso fare finta che sono solo parole, quindi è proprio così. Leggo un'altra frase. Ci sono persone che non si possono permettere di decentrare, la frase nel libro ovviamente, ci sono persone che non si possono permettere di decentrarsi dalla propria essenza, di allontanarsi dai propri talenti, dalla verità e dalla bellezza che manifestano, perché non appena lo fanno, anche solo per un attimo, si ammalano. Quando ho letto questa frase, ho pensato proprio alla mia condizione, quando soffrivo di dolori persistenti al collo. Stavo facendo un lavoro che a me non piaceva, mi stavo allontanando dalla mia essenza, cioè questo per me è il lavoro, il mio lavoro è questo e non lo stavo facendo per qualche motivo, stavo facendo un lavoro da informatico, no? IT, da Information Technology e quindi
quando ho letto questa cosa ho detto, ecco, grazie, cioè era quella l'essenza per me e non stavo seguendo la mia autenticità. È importante dire questa cosa perché stavo reprimendo molto, riportandoci alle emozioni. Tu ti senti oggi, Francesco, che stai seguendo la tua essenza? Sì, e vorrei magari aggiungere anche una parola, Sì, molto, ovviamente molto veloce. apriamo. No, no, Sì, sì, no, molto veloce. Sì, anche perché in qualche modo sono obbligato. da quello che è stato. Da tutto, anche perché io appunto non voglio dimenticare tutto quello che è stato, non voglio dimenticare l'inferno che ho passato e ne parlo con ironia, continuo a scrivere, ma è un attimo perdere tutto, è un attimo perdere tutto e quindi si va avanti e andare avanti vuol dire proprio questo, insomma. Perché non sai quanto, cioè quando dici perdere tutto, dici non sai quando è il tuo limite che sorpassi, diciamo, quella soglia di ipersensibilità o parli per una questione proprio di vita e di morte? In generale, è in generale quello che dico, nel senso che se mi disallineo dalla mia pura essenza, se dal mio io superiore, dal sé supremo, sai, gli americani lo chiamano in tanti modi, Sì. non so neanche io più come chiamarlo, no? E che poi alla fine è l'amore, l'amore è Dio, è la luce, quello che vogliamo. Se mi disallineo da quella pura essenza mia lì, dal mio essere puro e autentico, poi io sto male. Qui non posso fare qualcosa che non mi rappresenti, non posso dire qualcosa che non mi rappresenti, non posso neanche pensare qualcosa che non mi rappresenti. E questo io lo ritengo una cosa, la ritengo una cosa bella e sono anche grato di questa cosa qua, perché Ottimo. altrimenti non avrei scoperto chi sono veramente, non avrei avuto l'opportunità di fare nel mio piccolo questa cosa qui e di continuare a farla. La gratitudine quindi del dolore arriva dopo, ovviamente, non riesci a vederla prima. Ecco perché tu oggi mi dici sono grato di questa cosa. Quando spiego a alle persone che mi seguono che alla fine del percorso ringrazieranno il dolore, in quel momento mi dicono tu sei fuori di testa, ma lo capiranno ovviamente dopo nel percorso di vita, in questo viaggio, perché abbiamo parlato di accettazione che è molto diverso, magari un po' più superficiale, accetto quello che c'è stato e lo ringrazio poi dopo, quando questa cosa non, insomma, l'ho passata e va ben così, anzi, sei una persona diversa. Siamo in chiusura, Francesco. Ehm, Quando hai detto di amore, spero di aver preso quella ah sì, l'ho presa giusta. Chiudo con questa frase che hai scritto. Quando non viene rifiutato, il dolore è il migliore strumento che l'universo possa offrirci per capire, crescere ed evolvere. E a volte, anche se non sempre riusciamo a comprenderlo, può capitare che a condurci adesso sia proprio il suo apparente opposto, l'amore. Lascio con questo, insomma, quest'ultima frase le persone che sono interessate a leggere questo meraviglioso libro, che vi faccio vedere in camera. Metterò il link in descrizione, del libro. C'è qualcosa, Francesco, che tu volevi aggiungere, che magari non ti ho chiesto, che è importante secondo te dire? Sii libero di... No, io penso che me la cavo meglio con la penna e quindi se qualcuno vorrà leggere il mio libro che si sente ispirato troverà delle cose secondo me lì e la cosa che posso aggiungere è che per la prima volta in pubblico dico una cosa che non so quando ancora perché non lo so proprio, ma prossimamente, forse tra qualche mese, uscirà un nuovo libro Ah, e, e bello tosto, con tante emozioni, anche lì, come nel Viaggiatore della vita, ci sarà da ridere, ci sarà da piangere mm. Su un altro topic o sullo stesso topic? e ci sarà un'evoluzione, è un'evoluzione un pochino Ok. di questo e non voglio neanche dire il titolo ancora No, vabbè, eh, certo. perché non lo so ancora, però me lo tengo per me. Ci sono ancora alcune cose da vedere, da finire chiaramente, quindi non so neanche, non so assolutamente i tempi. E sicuramente più ironico, ancora più ironico e un pochino più evoluto.
Quindi l'ultima cosa che magari dico è l'importanza dell'ironia, del sapersi prendere in giro e del saper essere ironici, autoironici, e anche questa qui è una cosa che in un processo di guarigione, a mio avviso, è fondamentale. Mi ha aiutato tanto e vedo che aiuta tante persone, perché essere rigidi fa ammalare o comunque fa perseverare nella malattia, e essere flessibili, ironici e prendere le cose con leggerezza, che non è superficialità, invece conduce alla guarigione. Grazie Francesco. Grazie a te, Alessio, è stato molto piacevole. Allora, vi lascio il libro insomma in descrizione, leggetelo, veramente non ve ne pentirete. E per adesso è tutto, magari ci vediamo per la prossima puntata quando quando uscirà il tuo libro. Grazie. Sarei molto felice di rivederti lì, ok? Grazie a tutti, guardate insomma quello che c'è da guardare in descrizione, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao Francesco. Ciao.